Sindaco Scarpa oggi ha parlato di un sogno non solo per la scuola Alessandro Manzoni di Susegana, ma per tutte le altre strutture scolastiche del suo comune. Sì, un sogno, perché quando abbiamo iniziato questa attività amministrativa avevamo il sogno di adeguare sismicamente tutte le strutture scolastiche del comune di Susegana. Sembrava un sogno irraggiungibile perché sono tante, però ci siamo riusciti. Abbiamo avuto, e di questo ringraziamo, finanziamenti da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, da parte della Regione. Abbiamo naturalmente messo anche poste di bilancio per raggiungere questo sogno, e quindi all'inizio abbiamo adeguato la scuola elementare di Colfosco quasi in contemporanea con la scuola materna di Susegana, successivamente in due diversi momenti la scuola media. È stata adeguata sismicamente con un nuovo intervento la scuola elementare di Ponte della Priula, e per ultima abbiamo adeguato la scuola elementare di Susegana. Quindi sogno raggiunto, obiettivo raggiunto, siamo veramente felici. Per quanto riguarda invece le palestre del suo comune, Sindaco, anche quelle hanno un intervento adesso dal punto di vista antisismico per adeguarle, ecco, le tempistiche. Allora, per quel che riguarda le palestre non è solo un intervento di adeguamento sismico, ma anche di ristrutturazione. Attualmente ci sono lavori all'interno della palestra Arcobaleno di Ponte della Priula e quella la palestra delle scuole medie. Supponiamo che per i primi mesi dell'anno prossimo saranno terminati entrambi, e quindi a quel punto, siccome la palestra di Colfosco è terminata, avremo adeguato e risistemato tutte le palestre del comune. Assessore Chiesorin, a lei un pensiero per il momento che sta attraversando la scuola dopo l'ultimo DPCM, le nuove restrizioni, la didattica a distanza? Innanzitutto è una giornata simbolica, è una giornata di ripartenza e dopo ogni grande evento particolare, evento che possa un po' destabilizzare la routine, la ripartenza è fondamentale. Questa pandemia purtroppo ha pesato in maniera molto grossa nella nostra popolazione studentesca, però i nostri studenti sono stati in gamba grazie alla loro forza di volontà, grazie agli insegnanti che gli hanno dato una grande mano e anche grazie alle famiglie. Quindi sono sicuro che ne usciremo, e questo qui è un simbolo, questa inaugurazione della scuola è un simbolo di ripartenza. Quando pensiamo alla sicurezza, attualmente si pensa solo al Covid, in realtà sicurezza vuol dire tanto, vuol dire messa a norma antisismica, l'antincendio, vuol dire percorsi in sicurezza e anche progettualità che mirino alla sicurezza del bambino, perché stabilire dei progetti che mettano nella testa dei bambini progettualità di educazione civica volta alla sicurezza sono fondamentali.